Il cibo che viene fornito in ospedale è parte integrante della terapia. Infatti alcuni studi hanno dimostrato che una buona qualità del cibo riduce i tempi di degenza e velocizza il recupero e la riabilitazione. Qua in Friuli Venezia Giulia abbiamo diversi modelli di ristorazione ospedaliera. A Trieste e negli ospedali di Udine abbiamo anche il modello cook and chill, quindi il cibo viene cotto, tra l'altro non in Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto, raffreddato e poi viene riscaldato sul posto. Questo modello, che si chiama cook and chill, ha dimostrato grosse criticità in base a degli esami fatti dall'Università di Trieste. Una perdita della capacità antiossidante e anche lo sviluppo di composti ossidati, nonché alcune pietanze puzzavano addirittura. Noi già nella scorsa legislatura avevamo chiesto di portare avanti un modello di cottura espressa del cibo, quindi fresco-caldo, all'interno delle strutture ospedaliere, recependo quelli che sono anche i principi europei sulla ristorazione. Nel 2005 l'azienda triestina ha affidato la ristorazione ospedaliera a Serenissima Ristorazione per la durata di 6 anni. Dopodiché dal 2011 ci sono stati 10 anni di proroghe fino ad arrivare ai giorni d'oggi, e all'interrogazione che ho fatto all'assessore Riccardi nei giorni scorsi ci ha confermato che la prossima gara per la ristorazione verrà fatta con un lotto unico entro il mese di aprile. C'è un problema però, il modello che avevamo proposto noi, che è il modello di fresco caldo, che tra l'altro lo stesso assessore aveva detto essere il modello che secondo lui andava meglio, cioè richiamava addirittura in un articolo di stampa sul quotidiano locale la cuoca in ospedale, in realtà non è il modello che verrà preso. L'assessore ha detto che proporrà un modello misto, quindi di cibo fatto nel luogo oppure cucinato in una cucina unica regionale e poi scaldato nel posto. Questo modello in realtà è quello che attualmente viene utilizzato sia a Trieste che a Udine, tra l'altro senza neanche avere una maggior tutela rispetto alla fascia pediatrica, che avrebbe bisogno, secondo anche le linee guida nazionali, di una scelta più oculata sia nella modalità di preparazione del cibo che nella scelta delle materie prime. Lotto unico significa che verrà affidato ad un unico operatore economico il servizio, e quindi bisognerà vedere anche la legittimità di questo tipo di operazione, perché nella vicina regione Veneto l'ente nazionale anticorruzione aveva bloccato la gara che anche lì era andata a Serenissima Ristorazione. E poi c'è un'altra criticità, che in qualche maniera il fatto di accentrare tutto in un unico centro, pur finalmente portando la produzione del cibo in regione e quindi non la cottura dalla regione Veneto, in qualche maniera potrebbe depotenziare i posti dove attualmente invece viene cucinato un buon prodotto con la modalità fresco-caldo, modalità espressa, e quindi anche depauperare quelle che sono le cucine locali e addirittura dove in alcuni posti, come a San Daniele, il servizio è internalizzato. Tra l'altro una precedente consulenza dell'ARCS affidata alla Fondazione Nazionale Servizi, costata tra l'altro 36.000 euro, diceva che per la nostra regione il modello migliore era proprio il modello fresco-caldo, un modello meno costoso, più economico e che consentiva una maggior scelta dei fornitori. Aspettiamo quindi di vedere il risultato della nuova consulenza, che ancora non è stata resa pubblica, per il valore di 40.000 euro, che invece dice che questo nuovo modello misto dovrebbe essere quello migliore.